Detto questo, io direi di partire con il primo relatore, Ennio Banzin di Treviso, di Olmi di Treviso, e non manca mai di essere con noi ogni anno alla nostra conferenza. L'anno scorso abbiamo parlato di questa mostra che io sinceramente sul momento non avevo percepito bene, ma dopo la conferenza vi invito a vedere, diciamo, questi capolavori unici che hanno richiesto tanto tempo di queste meridiane da viaggio. Comunque qua lui ce ne descriverà credo alcune, se non tutte. Bene. Grazie Aurelio, buongiorno a tutti. Forse meglio che mi metto dall'altra parte, sì, che così. Ringrazio appunto Aurelio di avermi invitato a questa bellissima manifestazione che seguo da diversi anni e ne parlerò degli orologi solari da viaggio. Allora, quando parliamo di orologi solari pensiamo generalmente a strumenti fissi non costruiti per essere usati nel luogo. Scusate. Ci siamo, i suoi inconvenienti. Allora, dicevano che quando si parla di orologi solari pensiamo generalmente a strumenti fissi costruiti per essere usati nel posto in cui sono stati installati, ad esempio le meridiane realizzate su parete, quindi sulle piazze, quindi sui giardini, eccetera. Questo è anche ovvio perché nell'abitudine locale è il parametro di base che entra nella costruzione di un orologio solare. Dobbiamo però anche tenere presente che i costruttori del passato seppero superare questo vincolo geografico inventando appunto orologi portatili con i quali il viaggiatore poteva misurare il tempo durante i suoi spostamenti. Non sono molto conosciuti perché sono relegati nelle collezioni private e nei musei. Quelli che vedremo poi successivamente non sono i miei strumenti in particolare presentati qui in mostra, ma sono strumenti che troviamo appunto alcuni nel Museo di Storia della Scienza di Firenze, che è una collezione stupenda, la collezione Medicea, alcuni nel Museo di Storia della Scienza di Oxford e altri nel Museo Prodi e Pezzoli di Milano, e anche là c'è una collezione meravigliosa che invito chi passa da quelle parti ad andare a visitare. Diciamo che gli orologi solari portatili si possono suddividere in due categorie. Abbiamo gli orologi solari portatili locali che possono venire usati in un luogo che non si discosta al massimo di 1 o 2 gradi di latitudine perché altrimenti perdono di precisione, e poi abbiamo gli orologi solari portatili universali che possono essere usati in qualsiasi luogo della Terra purché opportunamente impostati. Un'altra suddivisione la possiamo fare tenendo conto del principio di funzionamento di questi orologi. Quando noi andiamo a misurare il tempo, in realtà andiamo a misurare un angolo, una coordinata del Sole variabile durante il giorno. Possiamo quindi suddividere gli orologi bidirezionali, che sono gli orologi che sfruttano l'angolo orario del Sole. Adesso qui non entro nello specifico perché altrimenti i tempi sono stretti, ma comunque abbiamo gli orologi direzionali, poi gli orologi d'altezza che utilizzano l'altezza variabile del Sole durante il giorno, e gli orologi azimutali che utilizzano un'altra coordinata chiamata azimut, anch'essa variabile durante il giorno. E gli orologi che presenterò vanno, diciamo, in un periodo che va dal 1500 fino all'inizio dell'800. Già in tempi più antichi vennero realizzati orologi portatili. Vitruvio descrive i pensili da viaggio, siamo nel I secolo a.C., addirittura presso gli egizi esistevano dei piccoli orologi portatili, ma siccome dal 1400 in poi che questi incominciano a diffondersi, parleremo soltanto di questi. Iniziamo con l'orologio del pastore. L'esemplare che vedete si trova al Museo di Storia della Scienza di Firenze, un bellissimo esemplare alto circa 33 cm, così chiamato l'orologio del pastore perché veniva usato particolarmente dai guardiani di pecore. È formato da un cilindro, vedete? Formato da un cilindro nel quale si trova il tracciato delle ore, vi è poi una scala delle date qua che serve per impostarlo in base alla data di osservazione,
dallo stilo, in questo caso ne ha due, uno da utilizzare per i periodi in cui il sole è in salita e un altro per i periodi in cui il sole è in discesa. Per il suo funzionamento, qui vedete lo schemino, basta orientarlo, tenere il cilindro verticale, orientarlo verso il sole. Quando l'ombra dello stilo è perfettamente verticale, la sua estremità indicherà l'ora nel diagramma orario. Nella immagine qui a fianco vedete la costruzione geometrica dell'orologio del pastore recuperata in un antico trattato di gnomonica del 1500 che io poi ho anche utilizzato per realizzare il modello che troverete in Ecco, altri due orologi del pastore, questo è del 1800, è realizzato in osso in legno, piccolino, molto bello, vedete poi lo stilo è ripiegabile, viene inserito all'interno e lo si può mettere nella sua custodia, mentre questo è un bastone da passeggio che ha poi il suo bello orologio a occorrenza e si trova al Museo Botto Pezzoli di Milano. Altri orologi diciamo locali sono i quadranti d'altezza, quadranti perché hanno la forma di un quarto di cerchio. Questi non utilizzano l'ombra, bensì queste due pinnole con le quali traguardare il sole, vi è poi il diagramma delle ore qui all'interno e un filo a piombo con una perlina indicherà l'ora di osservazione. Questo è un esemplare che troverete qui in mostra, ha due sistemi orari, cioè indica in pratica le ore secondo il sistema antico, che sono le ore ineguali, e il sistema moderno, che sono le ore astronomiche. Spesso questi strumenti avevano anche dei diagrammi accessori perché potevano funzionare anche come tacheometri, cioè come strumenti per rilevare le altezze degli edifici, la profondità di un pozzo, la larghezza di un fiume. Qui vediamo sempre la costruzione geometrica secondo Fineo Ronzio del 1500. Bellissimi questi tre esemplari che troviamo nel Museo Galileo di Firenze. Questo è adesso non mi viene più in mente, no, allora, questo è di Giambattista Giusti, questo invece è realizzato in motore di una ricostruzione tedesca. E come vedete appunto sono finemente lavorati, hanno appunto il quadrato, questo si chiama quadrato delle ombre, che serviva, come dicevo prima, per trovare le altezze per funzioni geometriche. E passiamo adesso all'orologio cappuccino, un altro orologio portatile locale, anche questo, che prende il suo nome da questo diagramma che è opportunamente scoriciato dall'idea del cappuccio dei frati. Anche questo è un orologio a traguardo, in pratica bisogna tenerlo verticale e traguardare il sole, poi questo filo a piombo con una perlina indicherà l'orario in questo fascio di ore. La caratteristica è che le ore qui sono rette e parallele, a differenza degli altri orologi che sono curve. Gli orologi orizzontali, anche questi orologi portatili, locali comunque, in questo caso, che utilizzano l'angolo orario del sole, hanno bisogno di una bussoletta per essere orientati correttamente, altrimenti non funzionano. Infatti lo stilo che questo deve puntare verso la stella polare. Qui abbiamo lo stesso orologio con due facce, un retro e un verso, e dove sono disegnati diversi orologi che segnano l'ora anche con sistemi orari diversi. Una bussoletta cardanica al centro permette di visionarla sia se giriamo l'orologio da una parte sia se lo giriamo dall'altra. I dittici, anche i dittici erano orologi abbastanza diffusi nel passato, questi sono del 1500, sono formati da due tavolette in cenere alte tra di loro che venivano aperte all'occorrenza, un filo teso fungeva da gnomone e che permetteva la lettura dell'ora, ad esempio in questo quadrante, mentre quest'altro sotto veniva utilizzato questo piccolo chiodo, insomma, il gnomone. Anche questi avevano bisogno di essere orientati esattamente sulla linea meridiana attraverso una bussoletta. Questo vedete è molto bello, è in bottone, sembra, una volta richiuso sembra un messale, viene aperto, bisogna alzare lo stilo, puntarlo correttamente e c'è la possibilità di leggere l'ora sia su questa superficie che su quest'altra. Ecco altri dittici in avorio,
molto bellini anche questi, con diversi diagrammi, no? Quindi con diversi sistemi orari, potevano indicare ore secondo il sistema italico, il sistema ineguale, babilonico, astronomico, eccetera. Questo addirittura porta un cavalluccio che permetteva di indicare anche la direzione del vento, quindi un anemoscopio. Il famoso orologio, l'orologio di Dieppe, che basa il suo funzionamento sull'azimut del Sole. Dieppe è una località della Francia, questo orologio è del 1700, se non vado errato, veniva orientato in modo tale che l'ombra del coperchio coprisse tutta la base che veniva tenuta quindi orizzontale, e l'ago della bussola indicava su questi punti orari l'ora di osservazione. Anche gli orologi poliedrici, ce ne sono un paio qua in mostra molto più semplici di questi, che sono stati realizzati da Stefano Bonsignori nel 1500, erano orologi portatili. Vedete, ci sono più facce, ognuna di queste ha il suo stilo, no? Quindi venivano illuminate più facce contemporaneamente, una volta posizionate al Sole, e potevano indicare l'ora secondo sistemi orari diversi. Questi li trovate a Firenze, sempre presso il Museo Linero, e appartengono alla collezione Medici. Questo è un orologio in pietra, privo di stili, ma sono i profili di questi lati che servono a indicare l'ora. Questo è in pietra dipinta, molto caratteristico, è un orologio del 1700. Altro orologio portatile, locale, e questo in motone dorato, vedete ha più facce, una verso est, poi un'altra verso ovest, la classica bussoletta per orientarlo correttamente, mi sembra che sia del 1700. Molto singolari questi due orologi a tazza, sempre visibili presso il Museo di Firenze. Questo addirittura è un orologio a rifrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che funziona correttamente, vedete il tracciato delle ore, questo è lo stilo, funziona correttamente solo quando è pieno d'acqua, perché tiene conto della rifrazione che la luce subisce per passare attraverso l'aria e l'acqua. Quindi vi è una deviazione del raggio solare, questo è calcolato opportunamente in modo da funzionare correttamente solo se è riempito quel liquido. Quest'altro invece no, viene tenuto sospeso, orientato correttamente, lo stilo indica l'ora su questa parte interna. Anche questi, vedete del bollino, sono sempre del museo. Gli orologi ad anello, anche questi erano molto diffusi, non sono molto precisi, date le loro piccole dimensioni. Consistevano in un anello di metallo che veniva tenuto sospeso con un filo, all'interno vi è il diagramma orario, un forellino posto lungo la periferia faceva entrare la luce del sole che, battendo all'interno, permetteva di leggere l'ora. E vediamo adesso gli orologi universali, che possono definirsi veri e propri orologi da viaggio, mentre gli altri, come dicevo prima, venivano utilizzati solo per delle aree geografiche ben delimitate. E iniziamo con l'orologio regiomontano. Questo orologio deve il suo nome a Johannes Miller di Montereggio, detto regiomontano, astronomo tedesco, vissuto nel 1400, e ha la caratteristica appunto di avere un diagramma orario che è simile a quello del cappuccino, cioè con linee rette e parallele, e questo triangolo che permette di regolare attraverso questo braccetto snodabile il punto di attacco del pendolino, in modo da poterlo utilizzare in qualsiasi luogo della Terra. Naturalmente questo va tenuto verticale, attraverso queste due placchette forate che si indirizza verso il Sole, facendo scendere il filo a piombo, la perlina, opportunamente impostata, darà l'ora su questo diagramma. Qui vediamo la costruzione geometrica, sempre da quel testo di cui vi parlavo prima, del 1500 di Leonzio Fineo, che io ho utilizzato poi per bastire tutto il disegno. Dall'orologio regiomontano, scorniciando opportunamente i suoi diagrammi, otteniamo la navicella veneziana, bellissimo orologio. Qui ne vediamo due versioni. Questo è in avorio e si trova al Museo di Brizzoli di Milano, ne è autore quell'astronomo di cui vi parlavo prima, che ha fatto quei
disegni geometrici che io poi ho utilizzato, cioè l'Oronzio Fineo, e questo invece è a Firenze ed è realizzato in un ottone. Allora questo in sostanza prende appunto i diagrammi da regiomontano, li scornicia opportunamente creando lo scafo della nave, le due placchetti di mira vengono poste sui due castelli di prora e di poppa, mentre quel diagramma fatto a triangolo che serviva per impostarlo per la latitudine e per la data viene sostituito da questo albero imperniato in questo punto che muovendosi avanti e indietro permetteva l'impostazione dell'orologio. Ecco, in questa slide vediamo un po' a confronto i due diagrammi. Qui vedete il diagramma delle ore, eccolo qua, sullo scafo della nave. Questo diagramma che serve appunto per impostare la data e il luogo è sostituito da quest'albero e lo spostamento in verticale da questo cursore in modo tale da impostarlo correttamente. Qualcuno sostiene che il Fattoni, ad esempio, che gli amici mnemonisti conoscono, sostiene che la navicella è derivata da regiomontano, qualcun altro dice il contrario. Non si sa, non siamo in grado di stabilirlo. Oronzio Fineo lo descrive nel suo libro, ma non ne spiega la provenienza e l'inventore. Qui vediamo due orologi cubici, due orologi cioè che hanno un quadrante su ogni singola faccia del cubo, hanno la colonnina di supporto snodabile e un filo a piombo in modo tale che lo posso spostare avanti e indietro, inclinarlo secondo la latitudine del luogo, in modo tale che questo profilo qui punti esattamente sulla stella polare e quindi questo io me lo posso portare in viaggio in qualsiasi luogo e misurare l'ora, naturalmente sempre dopo aver orientato nella linea nord-sud. Un altro orologio universale molto diffuso nel passato era l'orologio Battlefield del suo inventore, un francese. Generalmente aveva una forma ottagonale, qui vediamo infatti due esemplari con la forma ottagonale, con più scale, ognuna secondo la latitudine dove veniva utilizzato, e questo stilo a vela che poteva essere alzato o abbassato in modo da variarne la sua inclinazione che veniva indicata da un uccellino con il becco, quindi molto simpatico anche da vedere. Erano orologi realizzati generalmente in ottone dorato o argento, come in questo caso. Naturalmente questi vanno sempre orientati con la loro bella solina. Anche gli anelli astronomici sono orologi universali, in mostra ce n'è uno piccolino, questo qua precisamente, si trovano anche in internet, che volesse magari recuperarlo per curiosità. Sono formati da un anello che viene tenuto verticale, sul quale si imposta la località del luogo, un secondo anello che corrisponde all'equatore celeste e quest'altro invece allo stilo polare. Qui è una placchetta che viene spostata avanti e indietro a seconda della data. Il sole passando attraverso questo forellino batterà su questa scala oraria e indicherà l'ora. Il modello che qui vedete, un bellissimo modello, si trova a Firenze ed è del 1500. Un'altra tipologia di orologi solari universali sono gli orologi equatoriali, così chiamati perché hanno l'anello delle ore che viene esattamente posizionato parallelo all'equatore celeste. Qui vedete c'è una scala di latitudini, quindi questo veniva inclinato secondo la latitudine del luogo, lo stilo, trovandosi ortogonale a questo piano, punta direttamente sulla stella polare e una volta rivolto al sole in maniera corretta grazie alla bussola, la possibilità di leggere l'ora su questa scala oraria. Altri due esempi di orologi equatoriali. Questo è in ottone, vedete il richiudibile, come sembra un libro, poi una volta richiuso, e questo un altro bellissimo orologio, anche questo in ottone, che porta addirittura un noturnale, che è un orologio per trovare l'ora di notte con l'ausilio delle stelle. Anche i litigi che abbiamo visto prima, che sono per quanto riguarda gli orologi portatili locali, possono diventare universali grazie a un piccolo stratagemma che è quello di creare più scale orarie e posizionare il filo in punti diversi in modo da inclinarlo correttamente e far sì che sia sempre parallelo all'asse terrestre.
Questo è un orologio in avorio e con la sua custodia, questa bella custodia, e mentre questo è in legno dipinto. Di questi se ne trovano pochi perché usando materiali poveri, diciamo così, sono andati perduti nel tempo. Io credo di essere stato abbastanza veloce, non lo so, perché per lasciare spazio agli altri concludo con l'astrolabio, che non è solo un orologio solare, anzi molto di più. L'ho inserito perché in mostra ce ne sono un paio, poi magari se qualcuno vorrà qualche spiegazione particolare darò in mostra, perché altrimenti perché adesso non ci sarebbe il tempo. Diciamo che comunque con questo strumento portatile da viaggio, che poteva essere usato in qualsiasi luogo cambiando opportunamente il timpano, che sarebbe questo disco interno, poteva misurare l'ora di giorno, l'ora di notte, l'orologio delle stelle, e poi, non so, conoscere l'ora del sorgere, del tramonto di una determinata stella, poteva essere anche un tacheometro, poteva essere un regolo astrologico, un calendario, addirittura un anemoscopio, quindi uno strumento universale che prima del cannocchiale era sicuramente, si può considerare sicuramente lo strumento più significativo del passato. Bene, vi ringrazio e poi ci sentiamo.